Sta preparando, configurando. E sta per partire. Ok, buongiorno a tutti, io sono Gabriella Travaglia, coidatrice dell'archivio digitale Acquagranda. Buongiorno a tutti, io sono Giulia Saia, Project Manager e curatrice della mostra digitale sulle acque. Adesso siamo sul sito di Acquagranda in Venice, sull'home page, e vogliamo farvi fare un giro sul nostro sito per approdare sulla mostra virtuale sulle acque. Allora, dalla home page, l'URL lo vedete là in alto, clicchiamo sul menu Mostre 2022 sulle acque, che è stata l'ultima mostra fisica che si è tenuta presso la Chiesa delle Penitenti lo scorso 2022. Ecco, di sotto si vede il portale d'accesso a Matterport, piattaforma sulla quale è stata sviluppata da Giulia la mostra. Allora, io vi guido e vi do delle piccole indicazioni per facilitare la visita all'interno di questa piattaforma. Allora, appunto, cliccate play. Come vedete vi porta direttamente all'interno dello spazio virtuale. Avete due modalità di effettuare la visita: guidata, cliccando play. Con questa modalità non potrete toccare questi puntatori che vengono chiamati matter tag. Sono dei punti di interesse nella quale potete trovare i contenuti e delle informazioni in più sulle opere e sulla mostra. Trovate due tipi di tag, un tag di color verde acqua e l'altro arancione. Con quell'arancione avrete informazioni sull'edificio e con quello verde acqua sulla mostra. L'altro tour è un tour libero, basta cliccare sui cerchietti e vi potete muovere liberamente all'interno dello spazio. Vi mostro come funzionano questi matter tag. Cliccando su uno di essi, vedete ci sono delle informazioni in più, è in due lingue, in inglese e in italiano. Cliccando qui potete andare direttamente alla pagina dell'artista con maggiori informazioni sia sulla sua biografia sia sull'opera. Per alcune opere, in particolare in AR, noi abbiamo creato un'applicazione, quindi cliccando su questo tipo di tag avete la possibilità di scaricare l'applicazione di Acquagranda attraverso questo QR code. Come vedete è disponibile sia in versione iOS che in versione Android, e se non volete scansionarlo potete anche cliccare sul link che trovate subito sotto. Quest'app è stata sviluppata da Yuri Buttelle, che ha fatto anche quest'opera che vedete qui in sovraimpressione. E quindi vi invitiamo a esplorare la mostra, perdervi un po', non servono gli stivali, e nel caso vogliate fare un tour più lungo, approfondito, guidato da me e da Giulia, sempre sul nostro canale YouTube trovate anche una versione più lunga di questo tour virtuale dove approfondiamo alcuni aspetti. Grazie. Grazie e quindi buon tour e buon viaggio, alla prossima.